E nuovamente il Luigi Averna di Torre Archirafi, il teatro che ospita la Russo Sebastiano Calcio, che torna a casa sua dopo aver disputato fin qui le gare interne al Francesco Russo di Via Grande. Momento difficile per i ripostesi che si ritrovano davanti il Santa Venerina, voglioso di punti e con l'atteggiamento di chi vuole mantenere stretta la categoria. Match day numero 9, campionato di promozione girone C, Mister Seminara schiera i suoi col 4-3-3. Calabretta tra i pali, Parisi e Cerra i due terzini, Mascali e Zagami in mezzo. A centrocampo Gaetano Marino a dare solidità con Puglisi e Musarra mezzali. In avanti tridente offensivo Marraffino, Bonaccorsi e Marino. Così dunque in campo la RSC alla ricerca di punti scacciacrisi, ma il Santa Venerina a spingere forte. Minuto 4, infatti è subito De Carlo attivo sulla destra, punta l'aria, poi pallone arretrato, destro violento di Furnò, pronti via, subito paratone di Calabretta. È sempre la formazione ospite ad attaccare, De Carlo riceve a destra, crea il panico in mezzo a due, cross per Scirè che da due passi non può sbagliare arrivando a rimorchio, ma il primo assistente e l'arbitro annulla per un offside che non c'è. Ancora Santa Venerina, stavolta centralmente alla ricerca di Furnò in aria che si coordina, rovesciata spaziale, Calabretta, stratosferico due volte. L'unica chance RSC nel finale di frazione, Musarra arma il sinistro, cross per l'inserimento di Puglisi coi tempi giusti, colpo di testa largo, oltre lo specchio. 0-0 al riposo. Nella ripresa la prima opportunità è organizzata dai padroni di casa con Marraffino che prima scambia con Bonaccorsi, poi cioccolatino di Cerra sempre per il 7, tocco di punta ma soprattutto intervento clamoroso di Boallegue. Siamo già dall'altra parte, De Carlo una furia a destra, pallone tagliato per Valente a sinistra, tiro forte incredibilmente alto. Minuto 24, momento chiave, doppia torre, favorito De Carlo che taglia e poi davanti a Calabretta spacca la porta e fa 0-1. L'ha sbloccata la formazione ospite meritatamente col migliore in campo fin qui, Enrico De Carlo, devastante. Nel finale ci prova Gallo che riesce a mettere questo pallone sporco in mezzo, Fisichella appena entrato, stop e tiro deviato, ma è solo angolo. Sarà di fatto questo l'ultimo frame di questa sfida, triplice fischio al Luigi Averna di Torre Archirafi, cade ancora la RSC che tornerà in campo dopo il turno di riposo contro il Santa Domenica di Vittoria.